Euroregione.news. Piazza Nuova Agorà del Friuli a Rivignano. Con il sindaco Mario Anzil, accompagnato dalla giunta e dalle autorità militari, civili e religiose, hanno inaugurato la nuova piazza di oltre 20.000 metri quadri, denominata Agorà del Friuli, con una festa di 12 ore di musica e la sera il concerto di Roberto Vecchioni davanti a oltre 5.000 persone. Abbiamo pensato qualche anno fa come preparare un paese dove possa essere più bello vivere in futuro e ci siamo accorti che c'era una grande opportunità, quella di recuperare un'area che era vicina alla chiesa, al campanile, al municipio, ma dismessa da decenni, case abbandonate, l'area dell'ex consorzio agraria abbandonato da 30 anni e che poteva essere acquistata per un prezzo molto ragionevole. La regione ci ha creduto, ci ha finanziato e così siamo riusciti a progettare, a costruire questa che è la più grande riqualificazione urbanistica della storia del nostro comune, e questa nuova grande agorà del Friuli, che è una enorme piazza, o meglio un sistema di piazze come fossero delle grandi stanze all'aperto, che sono di tutti, che possono essere usate da tutti, dai bambini per giocare, dagli anziani per passeggiare, per stare seduti all'ombra di un albero, da chi vuole distendersi in un prato, da chi vuole fare un giro o fare sport, un giro in bicicletta o correre, o da chi, insomma, area pubblica destinata alla socialità, allo sport, allo svago, a essere un punto di forza del nostro paese. Abbiamo demolito, acquisito queste aree pubbliche, demolito le case che insistevano sopra e realizzato appunto una piazza, parcheggi, giardini, parchi, vie ciclabili e pedonali che collegano varie parti del paese che prima non dialogavano tra di loro. E oggi, esatto, abbiamo voluto festeggiare questo traguardo che è storico per il nostro comune con una grande giornata di festa, oggi 4 settembre del 2022, ce lo ricorderemo, 12 ore di musica che iniziano alle 3 del pomeriggio e evidentemente finiranno nel cuore della notte, e i DJ locali, ma anche Roberto Vecchioni stasera alle 21, un concerto gratuito, ingresso libero, chiunque ci può venire, perché appunto una grande festa di comunità merita per essere ricordata questa data storica del paese. Il mio cantautore preferito è De André, però devo dire che tra i cantautori italiani viventi Roberto Vecchioni, insomma, è sicuramente uno dei più importanti, ha scritto dei testi poeticamente molto belli e anche musicalmente interessanti. Insomma, è una giornata storica, abbiamo anche una persona storica e quindi ci sono tutti gli ingredienti per realizzare una torta squisita. Il futuro, questo è un punto di partenza, non un punto di arrivo, e quindi in futuro si lavorerà ancora per migliorare questi spazi, per perfezionarli. Abbiamo già avuto dalla Regione un contributo di 1.900.000 euro per ristrutturare i 2 capannoni dell'ex consorzio agrario, e quindi insomma c'è da lavorare anche in futuro per me finché sarò sindaco, ma anche per chi verrà ad amministrare questo comune dopo di me. Da Rivignano Teor, Marco Mascioli. Euroregione.news.